Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Andiamo ad Altavilla Vicentina, dove una lavatrice in un appartamento ha preso fuoco. È stata poi messa in evacuazione tutti coloro che si trovavano nell'edificio. I condomini sono stati fatti uscire rapidamente, ci sono 6 intossicati. Andiamo in diretta da Daniele Garbin con Simone Squarcina per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. In compagnia con me c'è il vice sindaco Silvia Burao, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ecco, e proprio come dicevi, ha anticipato, alle nostre spalle c'è proprio questo condominio di 12 appartamenti in via Rimini al 64 che ieri sera ha creato una grossa pressione in tutto il quartiere. Ecco, il vice sindaco era presente verso le 19 quando appunto per questo incendio che sembra scaturito da un cortocircuito nell'impianto della lavatrice, poi ha più che fiamme ha invaso di fumo, vero? L'appartamento, ecco, diciamo che c'è stato anche un fuggi abbastanza generalizzato, perché comunque l'ora era relativamente tarda, però le operazioni sono andate avanti, tant'è che alcune persone nei piani superiori insomma si sono rifugiati sui poggioli. Com'è andata, lei che era presente? Ma guardi, tutto sommato innanzitutto ringraziamo le forze preposte che sono intervenute tempestivamente. Proprio questo intervento tempestivo ha consentito che la situazione fosse chiara e sotto controllo sin da subito. Ovviamente alcune persone sono state diciamo così intossicate, tant'è che ci sono state anche le opportune verifiche a livello sanitario, alcune sono state trasportate in ospedale e la persona direttamente coinvolta in quanto abitante appunto dell'abitazione dove è scaturito il tutto è attualmente ricoverata, però la situazione è stazionaria e per cui insomma confidiamo che possa quanto prima ritornare alla propria abitazione una volta ripristinato la situazione insomma in maniera corretta. E tutto questo ha creato ovviamente scompiglio, però ripeto, il fatto che i vigili del fuoco, la polizia locale siano intervenuti praticamente subito, ha consentito che anche la popolazione, i cittadini del condominio e del quartiere fossero insomma in una situazione di sicurezza. Ecco. Noi abbiamo parlato con qualche condomino in questo momento, così anche per capire un po' qual era la sensazione. Confermiamo questo, tanta paura, ma per fortuna tutto ha preso una piega, diciamolo, fortunatamente questa volta insomma positiva. Ecco. Subito però sono state evacuate le persone, quindi si parlavano almeno, come dicevi direttore, sai, la peggiore appunto è questa signora, ma anche dei bambini. Noi sappiamo di condomini che sono usciti e che poi, quando una volta c'è stato pericolo, alcuni hanno trovato rifugio sui poggioli, sono stati salvati con degli autorespiratori, ma insomma fasi coincitate che facevano anche temere una piega più diversa. E invece oggi insomma fortunatamente si parla d'altro, ci sono chi dei condomini trova alloggio magari da qualche parente, da qualche situazione. Voi ufficialmente non avete alloggi evacuati, situazioni da gestire? No, assolutamente. Questo, ripeto, grazie all'ispezione, all'esito dell'ispezione che è stata fatta dai vigili del fuoco, che hanno considerato comunque in sicurezza proprio il ritorno alle proprie abitazioni. I condomini insomma si sono potuti tranquillizzare. Ovviamente sono state cautelativamente fatte degli accertamenti anche per quello che riguarda Bureti, anche per la situazione del gas, in modo tale che preventivamente si possano fare le opportune verifiche per ritornare in totale sicurezza proprio ad abitare con il completo utilizzo proprio anche del gas e quant'altro le proprie abitazioni insomma. Ci sono qualche rischio per quello che riguarda le fiamme, questo fumo che ha concentrato? No, allora il fumo era molto intenso, questo sicuramente, però ripeto è stato più proprio tanto fumo rispetto alle fiamme, infatti tant'è che i danni si sono praticamente concentrati all'interno dell'abitazione da dove è scoppiato il tutto e ci sono altre abitazioni, altre unità che stanno facendo delle verifiche giusto per scrupolo. Ecco, allora intanto le ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Allora da Altavilla è tutto, a te la linea. Grazie molte a Daniele Garbini e a Simone Squarcina per la parte tecnica. Andiamo a Palazzolo dello Stella, siamo in Friuli Venezia Giulia
Vediamo queste immagini, è andata a fuoco un'imbarcazione in un porticciolo, una donna è rimasta intrappolata all'interno della barca, il marito è invece riuscito a lanciarsi in acqua e a salvarsi, adesso è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Per la moglie purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Fiamme alte e una colonna di fumo visibile da lontano hanno segnato la giornata a Quarto d'Altino, dove un incendio è scoppiato sul tetto di una palazzina di 3 piani e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo e garantire la sicurezza dello stabile. Fortunatamente non ci sono feriti. Cosa è successo? Da quello che so io stavano facendo dei lavori e praticamente sistemando il tetto ha preso fuoco, ma non so di preciso cosa. Fiamme alte e colonna di fumo che si vedeva da lontano. Poco prima delle 12 è scoppiato un incendio sul tetto in legno di una palazzina di 3 piani in Viale della Resistenza a Quarto d'Altino. L'incendio, forse innescato durante lavori di ristrutturazione, ha generato fiamme difficili da domare. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Era perché aveva un'infiltrazione d'acqua, quindi dovevano sistemare un attimo, probabilmente hanno scaldato qualcosa, non lo so. Sul posto sono intervenuti 30 operatori dei Vigili del Fuoco, supportati da 3 autopompe, 3 autobotti e 3 autoscale provenienti da Mestre e Treviso. Grazie alla prontezza del sistema di allarme e alla rapidità dei soccorsi, il rogo è stato circoscritto, evitando danni significativi alle famiglie residenti. Le operazioni di bonifica si sono rivelate impegnative a causa delle caratteristiche del tetto ventilato in lamiera, che richiedono tempi maggiori per la messa in sicurezza. Abbiamo 2 squadre di Mestre, una squadra da Cavarzere e una squadra da Motta di Livenza. Un lavoro duro, per quale motivo? Un lavoro duro perché sono tetti coibentati e ventilati, per cui è difficile raggiungere il punto dove c'è la combustione. Tra i primi a dare l'allarme Nicola Mezzavalla, custode del Museo Guggenheim a Venezia, che passava per la via. Ero passato in bicicletta e ho visto un po' di fumo, mi sono soffermato e ho visto le fiamme e ho chiesto se era successo qualcosa, ho suonato tutti i campanelli, sono entrato nel condominio e ho fatto uscire tutte le persone che erano a casa. Dopo il completamento delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, i vigili del fuoco valuteranno se l'intero stabile debba essere dichiarato totalmente inagibile o se al contrario soltanto le famiglie residenti all'ultimo piano dovranno cercare una nuova sistemazione. Ho grande paura, fortunatamente non ci sono feriti. No, fortunatamente no, però comunque la paura rimane perché chiaramente la situazione non è ancora stabilizzata. Ringrazio sicuramente i vigili del fuoco perché stanno facendo un lavoro veramente encomiabile. Mi viene da dire che sicuramente tutti quegli alloggi che stanno all'ultimo piano, molto probabilmente nessuno di essi potrà essere recuperato perlomeno per andarci a vivere e rientrare. Bisognerà capire quelli che stanno sotto, quindi quelli del piano terra e quelli del piano primo. Non appena i vigili del fuoco avranno finito le operazioni, avranno domato l'incendio, ci faranno lo stato dell'arte e faremo quello che bisogna fare, purtroppo. La tragedia di Lamon nel Bellunese, dove un uomo ha ucciso a coltellate e anche sembra a colpi di pistola il figlio 17enne e poi si è tolto la vita. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani. A te, Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Come hai detto tu, la tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, fra le 17:30 e le 18, nell'abitazione che ora Stefano Bozzi, che sta curando in questo momento la parte tecnica con Nicoletta Rizzetto, nella casa che vedete alle nostre spalle. Davanti c'è un'auto dei carabinieri che stanno pattugliando l'esterno
all'interno dell'abitazione, abitazione posta sotto sequestro. Nella tarda serata di ieri i rilievi si sono conclusi che erano oramai passate le 23 quando le salme di Riccardo, di soli 17 anni, e del padre Vladis Gaio di 50 anni sono state affidate rispettivamente ai carri funebri e sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto l'autopsia per ricostruire la dinamica di questo fatto cruento che ha sconvolto l'intera comunità di Lamon e questa frazione di Oltra che si trova lungo la strada che porta sull'altipiano e che dista 7 chilometri. Non di più per l'appunto dal centro del paese. Che cosa è accaduto è difficile ancora da sapere, ma secondo i primi accertamenti, le primissime ricostruzioni anche basate sulle testimonianze di qualche vicino di casa che avrebbe sentito un colpo di arma da fuoco e certamente forse delle grida di aiuto, al culmine di una lite tra padre e figlio. Il padre avrebbe preso un coltello e si sarebbe avventato sul figlio, ferendolo, colpendolo per almeno 5-6 volte. Resosi conto di ciò che aveva fatto, l'uomo avrebbe poi preso un'arma utilizzata per la macellazione, una pistola, l'avrebbe rivolta contro se stesso e si sarebbe avrebbe sparato un colpo e si sarebbe ucciso. Questo è quello che è accaduto e è accaduto, vi dicevo, al culmine di una lite. Non sappiamo quali possano essere stati i motivi. Certo sappiamo che la situazione familiare era decisamente complicata e decisamente tesa. Il Vladis Gaio e la moglie erano separati da 2 anni, pur continuando a convivere nell'abitazione che è di proprietà della donna, che probabilmente li aveva concesso la possibilità di avere un punto d'appoggio. Tra di loro sicuramente c'erano delle liti e sicuramente a quelle liti hanno assistito i figli. Riccardo aveva una sorellina che lascia, una ragazzina di appena 12 anni. Ieri quando sono arrivati i carabinieri e quando è arrivato il personale del servizio sanitario dell'ASL di Belluno, la ragazzina è stata affidata intanto all'ospedale per gli accertamenti e certamente in queste ore viene sostenuta assieme alla madre da uno psicologo, madre che è stata sentita lungamente nella caserma dei carabinieri di Belluno per cercare di dare un senso, un significato a questa tragedia che in questo momento senso non ha, se è vero come è vero che l'intera comunità è completamente stordita dal dolore, incredula per quanto accaduto. Era una famiglia molto schiva, così perlomeno viene descritta, una famiglia molto schiva che probabilmente non partecipava neppure alla C'è frizzato il collegamento, mi pare, no? Chiedo alla regia, no? È entrato un altro zaino. Vediamo se riusciamo a recuperare Tiziana Bolognani, altrimenti andiamo avanti con altri servizi. Allora, facciamo così, andiamo avanti sempre con la cronaca nera. Andrà a processo un 34enne, nonostante sia stato dichiarato incapace di intendere e di volere, responsabile di una aggressione ai danni di 3 persone nel pronto soccorso di Cittadella. Sentiamo Chiara Gaiani.
Era entrato in pronto soccorso con un coltello e aveva aggredito 4 persone, un medico, un infermiere e 2 carabinieri accorsi all'ospedale di Cittadella. Era il 2 novembre scorso quando un 34enne di Cittadella seminò per mezz'ora il terrore. Arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, per lui il giudice dell'udienza preliminare ha deciso il rinvio a giudizio. Una decisione che arriva nonostante il 34enne sia stato dichiarato incapace di intendere e di volere e quindi non imputabile. Il 34enne, che andrà a processo a maggio, nel frattempo attende l'inserimento all'interno di una REMS, una struttura di sicurezza specializzata nell'accogliere detenuti con problemi psichiatrici. L'uomo è attualmente in graduatoria e resta quindi al 2 Palazzi sotto sorveglianza. Si era interrotto il collegamento, l'abbiamo ripristinato. A te di nuovo la linea, Tiziana. Sì, direttore, io non ho capito che il collegamento e quindi ero andata avanti, non so fino a che punto mi avete sentito, ma nel frattempo ci ha raggiunto il sindaco di Lamon, Loris Macagnan, anche lui come tutta la collettività. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel tardo pomeriggio di ieri, vero sindaco? Sì, la notizia è arrivata tardo pomeriggio di ieri e io penso che questa notte nessun lamonese abbia dormito, soprattutto col pensiero di dover rispondere alle domande dei bambini questa mattina. Ecco perché Riccardo aveva 17 anni, ha una sorella che non è neppure adolescente. Qualche vicino, qualche conoscente ci ha descritto la famiglia come una famiglia schiva, però in tanti si ricordano di Riccardo che ha frequentato le scuole alla Monna. Sì, la famiglia forse sarà stata schiva, forse no, il 99% dei nostri abitanti lo è forse, ma non mi sentirei di fare nessun commento sulla famiglia, persone come tutte le altre. È un episodio che però vi ha scosso. Lei diceva oggi è stato complicato il pensiero di dover spiegare quanto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Ve lo mostriamo ancora nella casa a 2 piani che si trova qui a Oltra, questa frazione di Lamon. Complicato, difficile. Ieri i carabinieri hanno lavorato lungamente all'interno della casa. Sì, i carabinieri adesso fanno il loro lavoro insieme alla magistratura e noi non possiamo che stare a guardare e dare una mano se c'è bisogno. Lei ha parlato con il parroco stamattina? Beh sì, è chiaro che il sindaco e il parroco si parlino sempre, a maggior ragione in queste situazioni in cui bisogna essere più pronti e più attenti anche a proteggere la propria comunità e soprattutto le persone che sono rimaste coinvolte da un fatto che è assurdo e non è spiegabile agli adulti, tantomeno ai bambini. La ringrazio sindaco, ancora naturalmente è presto per pensare, per parlare delle esequie, dei funerali. Deve essere eseguita ancora l'autopsia sia sul corpo del ragazzino che sul corpo del padre, così ha disposto la procura di Belluno e pur tuttavia quello sarà certamente una giornata in cui tutta la comunità darà il proprio sostegno a chi è rimasto, alla mamma di Riccardo e anche della bimba di 12 anni. Sì, è sicuramente troppo presto parlarne, non si sa ancora nulla delle date, ma sicuramente insomma sarà un momento complicato e sentito da tutta la comunità. Grazie sindaco, ringraziamo il sindaco di Lamon, Loris Macagnan. Da Oltra, frazione di Lamon è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte a Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione bellunese. Adesso andiamo a Venezia, non per il ritorno del
del ticket ne abbiamo parlato e continueremo a parlarne, ma perché sono entrate in azione le guardie giurate anti-borseggiatori. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori con Simone Merlo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete dalle immagini la città pullula di turisti, questo ovviamente perché ci sono state le vacanze pasquali, ma anche perché siamo in prossimità del ponte del 25 aprile e poi nei giorni successivi quello del 1° maggio, e quindi oltre ad essere entrato in vigore già dal 18 la seconda fase sperimentale del contributo d'accesso, c'è anche questa novità, ovvero la presenza di guardie giurate soprattutto nella zona delle biglietterie qui nei pressi della stazione di Venezia Santa Lucia, proprio per far fronte a quello che è un fenomeno ormai dilagante dei borseggi. E proprio qui insieme a noi c'è Monica Poli, conosciuta anche ormai, lo possiamo dire, come Lady Pickpocket dei cittadini non distratti. Una notizia che lei ha colto favorevolmente. Certamente, allora correggo, le guardie giurate sono al pontile di Piazzale Roma davanti alla linea 2. Per noi è un'ottima notizia, ecco, perché li abbiamo visti e soprattutto per i borseggi che avvenivano di sera ai danni di anziani, persone invalide e soprattutto ai danni di turisti. E in più anche abbiamo accolto questa notizia favorevolmente soprattutto anche per gli operatori della CTV, che anche loro contrastavano questi borseggiatori, li mandavano via, però più delle volte venivano aggrediti. Ecco, questo è già un buon segnale, anche perché soprattutto in questi giorni l'attenzione è massima, ancor più che negli altri periodi dell'anno, proprio perché ci sono state le festività pasquali e siamo appunto in prossimità di altre feste. Esatto, ci sono, come sappiamo, Venezia è una delle città più belle al mondo, visitata sempre da migliaia di turisti, però i borseggiatori ci sono sempre. Sappiamo che ci sono anche le forze dell'ordine e noi ci attiviamo logicamente quando vediamo i borseggiatori a chiamare il 112 e 113 proprio per segnalare, anche perché hanno un po' cambiato strategia. E cioè? Difficile adesso magari vederli di giorno in certi pontili, si addentrano più che altro dentro alla città, in certe zone tipo Dorsoduro e Accademia. Ecco, e tra l'altro lei proprio poco fa ha cercato ha visto proprio dei borseggiatori che stavano per entrare in azione, perché tanto ormai lei li conosce molto bene. Sì, erano in Rio Marin e io mi accingevo ad andare perché avevamo avuto una segnalazione che prontamente ho girato alle forze dell'ordine e li ho incrociati che venivano su per il Ponte degli Scalzi e come mi hanno visto sono fuggiti. Ecco, e tra l'altro dopo questo weekend pasquale di fuoco la città si sta preparando per far fronte, come dicevamo poco fa, anche al ponte del 25 aprile e del 1° maggio, e proprio nel pomeriggio si riunirà a Cacorner il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto ovviamente dal prefetto Darco Pellos, anche per cercare di capire come comportarsi nei prossimi giorni e ovviamente in primis con il ponte del 25 aprile, anche se il prefetto ha già detto che sarà una celebrazione, non una festa, dato ovviamente il momento di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, e quindi ha detto il prefetto dovremo fare in modo di far convivere questo periodo di cordoglio con il ricordo della liberazione, che resta comunque un patrimonio culturale italiano, e capiremo poi nel pomeriggio al termine del comitato quali decisioni sono state prese in merito al ponte del 25 aprile e poi ovviamente anche per quanto riguarda quello successivo del 1° maggio. Qui da Venezia è tutto, io ringrazio Monica Poli e restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, Simone Merlo, e a Monica Poli che coraggiosamente continua la sua lotta contro i pickpocket, è stata anche aggredita più
più volte, ma non per questo si è arresa. Allora adesso andiamo invece a Treviso, sempre per questi episodi di violenza che ormai sono all'ordine del giorno. A Treviso il titolare di un kebab è stato aggredito da un gruppo di magrebini per la terza volta. In diretta Daniela Sizia. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in via Roma, che è una zona calda di Treviso, lo sappiamo, dove purtroppo ci sono state anche diverse aggressioni. Siamo a pochi passi dalla stazione di Treviso e dalla stazione delle Corriere. Dietro di me lo vedete, l'Istanbul City Kebab. Il titolare, noi gli abbiamo parlato prima a microfono, ora è andato invece a fare l'ennesima denuncia alla polizia. È stata un'escalation di aggressioni, direttore, è iniziata tutto per un diverbio con questi cittadini magrebini, perché venivano qua, disturbavano, lui aveva chiesto di allontanarsi, da lì è iniziato tutto. Loro arrivano, lo hanno picchiato più volte, addirittura con una bottiglia, ha un segno ben visibile sulla fronte, un taglio sulla fronte, hanno aggredito, minacciato la moglie, addirittura sono arrivati a picchiare il figlio di 20 mesi. E dice io non ne posso più, dice, perché la situazione è stata un'escalation, è continua, vengono qua, passano, mi fanno il segno di morte alla gola, mi fanno vedere i coltelli, dice io non ne posso più, io ho bisogno di sicurezza, mia moglie non viene più qua al locale a lavorare, mio figlio non può scendere qua per giocare perché loro lo hanno già picchiato e quindi il bambino ha paura. Ieri l'ennesima volta sono arrivati, gli hanno mostrato il coltello, questa volta lo hanno rincorso Alil, che è il titolare di questo kebab, insieme ad alcuni dipendenti, sono arrivati fino a Piazza Borsa e non li hanno presi, sono arrivate le volanti della polizia, hanno redarguito fra l'altro proprio la vittima, perché dice non dovete farvi giustizia, però lui dice io non so più cosa fare, denunciato già presentato 4 volte 4 denunce, eppure queste persone, che fra l'altro hanno diversi precedenti penali, continuano ad arrivare qua e continuano a disturbare, non solo ad aggredire ma anche a disturbare la clientela, quindi anche gli avventori hanno preoccupazione, paura ad entrare ora nel locale. Dice io sono 6 anni che lavoro qua, non ho mai avuto problemi, ho una sorta di catena perché ci sono tanti, ho aperto tanti kebab in giro qua nel Veneto, ma dice non posso più lavorare, non c'è sicurezza, io ho bisogno di avere sicurezza per lavorare. Ci ha mostrato dei video che poi noi vi proporremo anche questa sera, e dice guardate che cosa fanno effettivamente, insomma sono davvero violenti, aggressivi, e la situazione dice è degenerata tanto, insomma, ad arrivare a picchiare un bambino indifeso, quindi una situazione davvero difficilissima. Lui si è allontanato ora proprio dal kebab per andare a presentare la denuncia. Questo è quello che sta accadendo qui, direttore. Qui da via Roma proprio è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie molte. Daniela Sizia, Nicola Marcato, e adesso andiamo avanti sempre purtroppo sempre con la cronaca che riguarda questi episodi di violenza. Non è stato possibile inserire in una struttura sanitaria con le adeguate misure di sicurezza il 32enne nigeriano che all'alba dello scorso 16 dicembre seminò il panico con un'accetta in via Nancy a Padova. Per fermarlo la polizia era stata costretta a sparargli ad una gamba. Il 32enne è stato giudicato totalmente incapace di intendere e di volere ed è pericoloso per la società, hanno detto i magistrati. Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che venga trasferito in una struttura sanitaria, ma non c'è posto e quindi il 32enne resta al Due Palazzi sottoposto ad una terapia farmacologica in carcere. Così purtroppo siamo messi davvero male. C'è stata un'aggressione violenta a Tezze sul Brenta, ne abbiamo parlato anche ieri, è successo nella notte di Pasqua, un uomo è stato selvaggiamente aggredito durante una rissa a cui ha partecipato anche un gruppo di minorenni. Per il ferito sono stati necessari 18 punti di sutura ed è stato poi colto da un malore. Vediamo.
Scene d'arancia meccanica con un 50enne aggredito, il titolare del locale Caffè Madame di Via Nazionale a Belvedere di Tezze sul Brenta, pestato a sangue, tanto da aver rimediato 18 punti di sutura al volto, colto in queste ore da un nuovo malore dopo il violento trauma subito. Una notte di Pasqua da incubo, con scene di violenza mai viste. Tutto accade intorno alle 3 di domenica. Il titolare del caffè sta chiudendo il locale quando alcuni avventori gli chiedono aiuto. Fuori è in corso un pestaggio, originato, secondo una prima ricostruzione, dallo sguardo di un 50enne verso la ragazza di uno degli aggressori. Il titolare interviene in difesa del 50enne che era seduto al tavolino con la moglie e un figlio minorenne, ma le prende di santa ragione. Quando arrivano i carabinieri degli aggressori non c'è più traccia, ma tutto sarebbe stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza attualmente al vaglio degli investigatori. Sotto shock il titolare del locale, anche la compagna che sporto denuncia e sta cercando di lasciarsi alle spalle minuti lunghissimi che mai avrebbe immaginato di vivere. Oggi in regia Italo Morao e Edoardo Paris. Andiamo avanti con lo sgombero dell'ex Telecom in via Carducci a Mestre, scusate, dove ci sono stati episodi di degrado e anche di violenza. Sono le 7 di mattina quando comincia l'intervento interforze all'ex Telecom di via Carducci a Mestre. Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale e Guardia di Finanza entrano nell'enorme palazzo, diventato uno dei punti critici sul fronte della sicurezza in città. Un palazzo che si è trasformato negli anni in una sorta di inquietante residence, via via nascondiglio di sbandati, criminali, spacciatori e tossicodipendenti, senza tetto, clandestini. La 32enne recentemente ritrovata mezza nuda ad un angolo di strada, fuggita dagli abusi cui veniva sottoposta all'interno dell'edificio, per i quali è finito in manette un coetaneo tunisino, rappresenta uno dei casi più gravi, ma l'intervento di sgombero era stato comunque già programmato. La proprietà già da tempo doveva mettere in sicurezza strutturale, perché abbiamo visto che fino adesso quello che era stato fatto è servito momentaneamente a tamponare. Sono stati trovati 5 bivacchi, quindi non un numero così grande, 2 italiane dipendenti, tossicodipendenti, che sono state subito prese in carico dalla polizia locale per verificare anche se sono seguiti dagli operatori sociali, e mentre 3 stranieri regolari senza documenti li ha presi la questura e la polizia di Stato, e adesso faranno tutte le verifiche, eventualmente anche per un trasferimento a un CPR. Ora l'immobile sarà oggetto di un intervento strutturale anche in muratura, con l'intento di renderlo inaccessibile una volta per tutte, memori del fatto che le contromisure adottate le volte precedenti per impedirne l'accesso non si erano rivelate sufficientemente risolutive. Questa è una proprietà privata, è in capo a un fondo, sono nelle trattative per una vendita, anche perché questo è l'ultimo punto, diciamo, in centro da riqualificare. Ricordiamo via Puerio, che è stata riqualificata l'ex emeroteca, l'M9 che sta andando benissimo, e anche la piazzetta. La proprietà è massima collaborazione, quindi si sta spingendo perché possa essere venduto e riqualificato. È una zona strategica e penso anche che per gli investitori possa essere veramente interessante. E sullo sgombero ovviamente sono tutti d'accordo, ma c'è chi sostiene, come il PD, Riprendiamoci la città, il Comitato Progetto Comune, che tutto questo non serva in assenza di una politica che riguardi la sicurezza a lungo termine. Senza visione, volontà politica e interventi concreti sulla città, blitz delle forze dell'ordine, inferriate rafforzate, infissi murati con mattoni possono non bastare. Lo afferma la segretaria del Partito Democratico di Venezia, Monica Sambo, commentando l'ennesimo sgombero dell'ex Telecom di via Carducci, sottolineando come anche altri luoghi di Mestre, come il Teatro Momo, stiano diventando focolai di degrado, bivacchi e consumo di sostanze, in un elenco sui buchi della città in cui spiccano l'ex Umberto I, l'ex Poste di Piazzale Donatori di Sangue. L'avvocato Matteo D'Angelo è tra coloro che promossero le manifestazioni Riprendiamoci la città. Lo sgombero è avvenuto a tragedia consumata, come sempre ormai sta accadendo a Mestre. Si pone rimedio quando c'è stato l'accoltellamento, c'è stato l'omicidio, c'è stata la violenza, non si previene mai, e questo è un disagio con cui noi di Venezia, noi mestrini, abbiamo a che fare ormai da troppo tempo. Si interviene sempre dopo. Intervenire prima vuole anche dire, secondo D'Angelo, avere un piano di
riqualificazione che si inquadri in un progetto di lungo termine per Mestre. Non c'è una visione di lungo raggio, non c'è nemmeno una visione di breve raggio, perché vediamo le notizie, i cartelli di quando questi posti chiuderanno, di quando magari verranno abbattuti come per l'Umberto I, ma non abbiamo notizie alcune di cosa vorrà essere fatto. Il presidio dei ragazzi del laboratorio climatico Pandora dimostra che c'è un'istanza fervente della cittadinanza ad ottenere risposte, a avere di nuovo in uso questi spazi. Il laboratorio Pandora ha organizzato un presidio il sabato seguente la notizia della donna abusata all'interno dell'edificio. In quell'occasione la presidente del comitato progetto comune, Maria Laura Faccini, ha fatto una cosa che non aveva mai fatto nessuno: ha chiesto scusa ai giovani. Le scuse da parte di tutti gli adulti di questa città verso i giovani, i bambini, le donne, perché appunto in questi 30 anni Mestre si è involuta e progressivamente scivolata nel degrado, e nessun politico si è mai preso la responsabilità di non aver saputo trattenere qui moltissimi giovani che sono andati in altre città italiane o all'estero per mancanza di possibilità di trovare un lavoro che non fosse nel turismo, e nessun politico ha mai fatto veramente un vero disegno per il futuro di Mestre. Allora, su questo è intervenuta ieri sera a Focus anche l'assessore alle politiche educative del Comune di Venezia, Laura Besio. Sentiamo. Rabbrividisco perché evocativamente, cioè sta a significare il concetto che certe persone hanno della città, come se fosse loro, come se non dovesse intervenire o comunque essere parte anche dell'amministrazione comunale. Ma riprendiamoci chi la città, voglio dire. E poi c'è un secondo tema. Il punto non è che la nostra amministrazione con 2 mandati di Brugnaro non ha una visione. Semmai, e questo diciamo è un argomento quando non si hanno appunto contenuti, è una visione che è diversa dalla loro. Solo che se siamo stati premiati alle urne per ben 2 mandati di seguito e quindi governiamo da 10 anni, evidentemente la città di Venezia, che ha 250.000 abitanti, non è rappresentativa di 4-5 persone che magari il sabato fanno presidio e picchetto davanti al municipio, ha scelto la nostra visione. Quindi non la loro visione, che è fatta di parassitismo, assistenzialismo, demonizzazione degli imprenditori, demonizzazione del lavoro, comitati su comitati, raccolte firme, mai la responsabilità di prendere una scelta, perché chiaramente prendere una scelta vuol dire anche esporsi. Quindi insomma è anche ora un po' di finirla di questo racconto per cui l'amministrazione Brugnaro non avrebbe fatto niente. Adesso andiamo in diretta, questa era Laura Besio ieri sera a Focus, andiamo in diretta adesso a Padova da Valentina Visentin. È stato aperto in prefettura un registro per le condoglianze. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore. Come in tutte le prefetture d'Italia, anche in quella di Padova da questa mattina alle 9 è possibile lasciare un messaggio di cordoglio, di condoglianze per la morte di Papa Francesco. Qui in prefettura a Padova, dove mi trovo io in questo momento, il registro è stato aperto all'ingresso di Palazzo Santo Stefano in piazza Antenore e resterà disponibile a tutta la cittadinanza per appunto lasciare un messaggio dalle 9 di questa mattina alle 19 fino al 26 di aprile, data in cui verranno celebrati i funerali di Papa Francesco a Roma. È confermato che parteciperà il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, alle esequie del pontefice e quindi insomma l'annuncio fatto dal vescovo ieri sera durante una messa che si è celebrata al Duomo di Padova proprio per dire una preghiera per Papa Francesco. Un'altra messa per Papa Francesco è prevista invece il 25 di aprile con il rosario nella Basilica di Sant'Antonio, e noi vi restituiamo la linea con le parole del rettore della Basilica di Sant'Antonio, padre Antonio Ramina, che ha così commentato la notizia della morte del Santo Padre. La foto gigante di Papa Francesco sorride dall'altare della Basilica di Sant'Antonio. In tanti questa mattina si sono inginocchiati davanti a lui per una preghiera. Il volto del pontefice, che aveva scelto il nome del poverello di Assisi accanto alla tomba di Sant'Antonio, uno dei santi più amati che nel suo percorso di fede aveva anche lui abbracciato la strada francescana ed era sempre stato vicino agli ultimi. Padre Antonio Ramina, rettore della Basilica, insieme ai frati prega per Francesco. Sapevamo che le condizioni di salute del Papa
erano precarie, tuttavia non ci si aspettava una sua partenza per il cielo così veloce, dato che proprio domenica lo abbiamo visto in mezzo ai tanti pellegrini e ai tanti fedeli a cui voleva bene e ai quali ha voluto rivolgere il suo saluto, così come mi pare commovente ed emblematico il fatto che l'ultimo suo messaggio sia stato proprio dedicato alla pace, all'anelito per la pace. Lo accogliamo come auspicio che ci regala ancora oggi Papa Francesco. Ricordatevi di pregare per me, diceva sempre Papa Francesco fin da quel 13 marzo 2013 quando si affacciò per la prima volta dal balcone di San Pietro, e le preghiere per il pontefice non mancheranno a Padova. Venerdì 25 aprile alle 21 si terrà nel santuario antoniano la preghiera per Papa Francesco alla vigilia dei funerali. La comunità del Santo ha invitato tutti i fedeli ad unirsi in preghiera con la recita del Santo Rosario. Lo pensiamo e lo desideriamo come nostro protettore dal cielo, gli chiediamo forse il coraggio di mettere in atto gli insegnamenti che ci ha regalato, più che con le parole, con la sua testimonianza di vita, quindi con l'affetto che lui dedicava sempre alle persone escluse, povere, accogliendole sempre con il sorriso, con grande bontà, ma anche con tutta la sua passione che dedicava alla cura per il creato. Credo che siano questi due dei tratti francescani più tipici che il suo insegnamento ci ha regalato e dei quali siamo chiamati a far tesoro: la cura per il povero, l'amore per la terra, per il creato. Un'eredità, quella di Papa Francesco, che lascia a tutto il mondo, non solo ai cristiani. Aveva a cuore l'umano, la persona, al di là della sua appartenenza ecclesiale o meno, e forse anche il suo modo con cui ha vissuto il Vangelo, non tanto attraverso proclamazioni dottrinali, dogmatiche, ma proprio attraverso la vicinanza appassionata alle persone più bisognose. Intanto vediamo il grande titolo di prima pagina del Corriere della Sera: la salma di Papa Francesco è a San Pietro, aspersa e incensata, l'omaggio dei fedeli, migliaia in coda per l'accesso in Basilica. Vedete Papa Francesco nella bara. I funerali si svolgeranno sabato alle 10, è previsto l'arrivo di mezzo mondo, non soltanto i fedeli ma anche i grandi, i cosiddetti grandi della terra. Ci sarà Donald Trump, ci saranno tutti i vertici dell'Europa, Ursula von der Leyen, il primo ministro inglese Starmer. Davvero sarà un evento straordinario sabato mattina alle 10. Intanto, proprio per l'arrivo di migliaia di persone, la Protezione Civile del Veneto è stata allertata per garantire supporto, e la richiesta arrivata da Roma prevede l'impiego di circa 30 volontari al giorno tra il 23 e il 27 aprile di un funzionario con compiti di coordinamento. Su questo abbiamo sentito il presidente del Veneto, Luca Zai. E la Regione ha dichiarato il lutto regionale. Ma direi che il minimo per un Papa che peraltro è stato vicino alla nostra Regione, un Papa Francesco, che ha fatto 2 visite pastorali nello stesso anno, una a Verona e poi una a Venezia. È un Papa che noi abbiamo vissuto da vicino, un Papa che ha saputo parlare anche di problemi della nostra gente, dei nostri territori. Penso a quell'incontro che fece alla Basilica della Salute con i giovani durante la visita pastorale a Venezia, parlando della fragilità della nostra città di Venezia. E aveva avuto modo di parlarci poi in quelle 2 occasioni. Ma sì, ma poi l'ho incontrato anche in Vaticano, quindi a Roma. È una persona simpatica, molto alla mano, concreta, senza tanti giri di parole, pronto anche alla battuta se serviva. È uno di noi, potremmo dire, cioè non si dovrebbe dire che il Papa è uno di noi, però il Papa era sicuramente un Papa del popolo. Se prima abbiamo ricordato come fosse il Papa degli ultimi, in effetti la visita a Venezia era cominciata dal carcere femminile della Giudecca, però volevo ricordare anche la Reina di Pace, la Reina di Verona. Al funerale che si sarà celebrato sabato ci sarà il presidente Trump, ci sarà Zelensky, ci sarà von der Leyen. Io le chiedo come questo messaggio del Papa potrebbe magari aiutare che finalmente si arrivi a un cessate il fuoco in Ucraina come sulla striscia di Gaza. La prima immagine che mi viene in mente è Papa Francesco che prega in piazza San Pietro da solo il 27 marzo 2020 in pieno lockdown, dando un messaggio all'umanità di resistenza e di resilienza. Vedo Papa Francesco che lancia la corona d'alloro in Mediterraneo pensando agli immigrati che hanno perso la vita, che è lo stesso Papa Francesco che lava i piedi durante la Pasqua agli immigrati.
Vedo Papa Francesco che si batte per la pace e quindi penso che questi grandi della terra, da Trump in giù, che si daranno, si incontreranno proprio durante il suo funerale, possano fare una grande cosa per onorare la sua memoria, cioè chiudere la guerra, chiudere le guerre. Così il presidente Zaia, intervistato da Filippo Fois, e tra i papabili c'è il veneto Pietro Parolin, attuale segretario di Stato, ha lavorato con Francesco per tantissimi anni e si è occupato delle crisi internazionali direttamente. Ci sono lui e poi altri 3 veneti che andranno in conclave, altri 3 cardinali, un altro vicentino e due veronesi. Sentiamo il servizio di Mirko Cavallin. Chi entra Papa esce Cardinale è uno dei detti più popolari che riguardano il conclave per l'elezione del Pontefice. Le porte della Cappella Sistina si chiuderanno per la prima volta fra il 5 e il 10 maggio. 135 cardinali che non abbiano superato gli 80 anni di età saranno elettori ed eleggibili al soglio pontificio per succedere a Francesco alla guida della Chiesa Cattolica. La rappresentanza veneta è di 4 persone, 2 sono veronesi. Il cardinale Claudio Gugerotti, 70 anni, oggi prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, ha esperienze diplomatiche in Georgia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia e Ucraina. È stato anche docente alle università di Venezia e Padova. È di origini scaligere anche Monsignor Mario Zenari, 79 anni, che ha svolto servizio in Africa e presso organismi internazionali prima di essere nominato nunzio apostolico in Siria. Dalla provincia e diocesi di Vicenza, esattamente da Bassano del Grappa e dall'Ordine degli Scalabrignani, arriva uno dei più giovani e di recente nomina, padre Fabio Baggio, classe 1965, che è attualmente sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Ha conosciuto Papa Francesco durante il suo servizio pastorale in Cile, quando Bergoglio era ancora arcivescovo di Buenos Aires. Dal 2022 il Santo Padre gli ha affidato la responsabilità della sezione migranti e rifugiati e dei progetti speciali. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, arriva invece da Schiavon, da una famiglia semplice e profondamente cattolica. Il padre gestiva un negozio di ferramenta e vendeva macchine agricole. La madre era maestra elementare. A 14 anni è entrato nel seminario di Vicenza. Dopo gli studi alla Pontificia Università Gregoriana, nell'86 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede. Si è adoperato in particolare nel lavoro diplomatico in Africa, in particolare dopo la guerra civile del Ruanda, e in Sud America, ristabilendo la collaborazione della Chiesa col governo del Venezuela. Il 31 agosto 2013 Papa Francesco lo ha nominato suo segretario di Stato, fissando l'inizio effettivo del servizio al 15 ottobre. In quei giorni però Parolin era ricoverato a Padova per un intervento chirurgico. Ha preso servizio solo nel novembre successivo, diventando per tutto il pontificato di Francesco il suo primo collaboratore. Il suo nome è tra i papabili e in caso di elezione seguirebbe le orme di Giuseppe Sarto, Papa Pio X, arrivato anche lui dalla campagna. Allora, torniamo alla cronaca, perché c'è stata una tragedia in Friuli Venezia Giulia, in una località che si chiama Palazzolo dello Stella. Una donna è morta nell'incendio di un'imbarcazione, il marito si è salvato ma è grave in ospedale. Andiamo in diretta dal nostro inviato Omar Costantini. Sì, buongiorno direttore, prendiamo la linea da località Bronzan, per la precisione in comune, come detto, di Palazzolo dello Stella, dove è avvenuta questa notte questa tragedia, un'imbarcazione 12 metri, una coppia di tedeschi sulla sessantina d'anni, in gita in questi giorni qui nell'Alto Adriatico. Tra l'altro scendevano sempre proprio questa zona tranquilla all'interno della Bassa Friulana, proprio per passare la notte, insomma, classica movimento da diportista. E in questo tratto il fiume Stella è il tratto navigabile, tra l'altro dalla foce fino all'altezza di Precenico, forma una sorta di doppia S, dove all'interno si è formata questa zona dove si è potuto ricavare una piccola marina per poter alloggiare alcune imbarcazioni. Come detto, intorno all'una è successa la tragedia, all'improvviso le fiamme si sono alzate al cielo, hanno illuminato a giorno l'area, subito sul posto sia la titolare sia gli altri diportisti presenti per cercare di aiutare
aiutare insomma i due occupanti in attesa dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo si è gettato in mare, in acqua, è stato recuperato e portato d'urgenza in volo all'ospedale di Udine, ha riportato gravissime ustioni, ma non sarebbe, secondo una prima ricostruzione, non sarebbe in pericolo di vita. La donna purtroppo è rimasta all'interno, è affondata la barca e poi intorno alle 11:10 il reparto sommozzatori di Trieste dei Vigili del Fuoco ha recuperato il corpo, portato a riva e da qui trasferito poi all'ospedale di Latisana, dove è stato ricomposto e dove probabilmente verrà effettuata l'autopsia. Rilievi di legge da parte dei carabinieri della compagnia di Latisana. Non è stato ancora non sono state ancora rese note le generalità, perché i familiari non sono stati ancora allertati. È in corso insomma in questi minuti il rintraccio dei familiari attraverso anche il lavoro delle interforze di polizia. Purtroppo, ripetiamo, c'è una vittima, 60 anni, una coppia di turisti tedeschi in gita in questi giorni in l'Alto Adriatico per passare alcuni giorni di vacanza. Per il momento è tutto, ripasso la linea al direttore Baccialli. Grazie Omar Costantini, grazie molte. Vediamo invece la tragedia di Valdagno, i due volontari, padre e figlio, che sono stati inghiottiti da una voragine a Ponte dei Nori dopo una bomba d'acqua che ha colpito l'Alto Vicentino. Sentiamo Luisa Bertini. Crolla, una gran bella persona, un amico. Lo shock di un amico, un collega volontario della Protezione Civile, quando ha saputo della morte di Leone Nardon, giovedì notte fatale per l'imprenditore 64enne e il figlio Francesco 21enne, studenti di ingegneria, inghiottiti mentre erano in macchina dalla voragine che si è aperta sul Ponte dei Nori, proprio mentre stavano raggiungendo gli altri volontari per dare una mano nella gestione del maltempo. Ed è un residente di Valdagno e un amico a mostrarci uno dei dispositivi che l'azienda di Nardon aveva messo a punto per la misurazione dei livelli delle acque e i movimenti delle frane. E collaborava con la Protezione Civile e ha messo solo parecchi di questi sensori qua, sia per allagamenti sia per le frane qui in giro. Già era il nostro amico carissimo e purtroppo è successo quel che è successo, ecco. E noi altri che abbiamo avuto allagamento anche negli altri in garage, perché quando cresce l'acqua del Rio qua, che si salta per sopra, una parte si è andata verso le scuole di là e una parte è venuta di qua che ha fatto tanto fango così, tutti scatenati. E Valdagno, che paga il prezzo più alto di quest'ondata di maltempo, ora pensa alla sistemazione del territorio allagato su più versanti, da via Dalmazia a via Figigola di Sopra, in cui la roggia ha scaricato sassi, fango e acqua fino alle abitazioni. Noi abbiamo circa 10 strade chiuse per frana o per pericoli legati alle frane e quindi stiamo lavorando per monitorare questi punti e dove è possibile rimuovere quello che ostacola la circolazione. Però al momento si tratta di strade secondarie, quindi che non isolano persone. Intanto la Procura procede con l'ipotesi di reato per omicidio plurimo colposo. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza del comune che avrebbero ripreso il momento della tragedia. Ponte che è stato messo sotto sequestro, che un anno fa era stato oggetto di verifiche. E intanto c'è chi ha messo dei fiori qui sul luogo della tragedia. Il sindaco ha già detto che nel giorno dei funerali qui a Valdagno sarà lutto cittadino. Andiamo anche a Recoaro Terme, duramente colpita da quest'ondata di maltempo, dove è ancora in corso la conta dei danni. È un territorio flagellato dalle frane, quello di Recoaro Terme. Giorni di sopralluoghi e di messa in sicurezza delle strade dopo la bomba d'acqua che tra giovedì e venerdì notte si è abbattuta su tutto il nord-ovest vicentino, la Valle del Lagno. Interventi d'urgenza che hanno permesso la riapertura totale o parziale di alcune strade come via Asilo. La provinciale 246 resta a senso unico alternato nel tratto interessato dallo smottamento che ha riversato sulla carreggiata terra, fango e rami. Adesso noi dobbiamo cercare di capire e valutare quale può essere la sommergenza, le priorità su cui dovremo lavorare. È chiaro che per noi la sommergenza significa trovare una disponibilità sul bilancio
ed è questa una cosa molto difficile, perché in effetti già l'anno scorso noi con gli eventi dell'anno scorso, del 23 e del 24, abbiamo dovuto affrontare la cosa con i problemi con un mutuo e anche con una parte dell'avanzo, o tutto l'avanzo, scusi. E adesso quest'anno vedremo, poi alla fine il ristoro che è stato dato dallo Stato è minimo, abbiamo preso sui 100.000 euro sull'ordine di 4 milioni di danni. Adesso si procede con sopralluoghi e la conta dei danni, previsto un vertice in comune per capire come procedere alla sistemazione dei fronti franosi, ma il sindaco, il cui territorio è stato già pesantemente colpito negli anni scorsi, chiede allo Stato si possano pianificare in futuro interventi preventivi. O si comincia a ragionare su quella che è gli interventi da parte anche dei servizi forestali, dal genio civile, o comunque su una forma di programmazione preventiva, o altrimenti questi fatti purtroppo a noi ci stanno capitando tutti gli anni, che poi ne parlano più di un territorio piuttosto dell'altro. Qui a Requaro è così tutti gli anni. Non è più semplice per noi amministratori affrontare situazioni di queste. Io dico, un aiuto deve essere da qualcuno. Lo Stato dov'è? Ecco, mi faccio questa domanda, dov'è lo Stato? Se c'è, si faccia sentire. Allora vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza. Muore una mamma di 35 anni, si era ammalata pochi mesi fa, è successo a Creazzo. E la morte a 99 anni di un uomo che lascia oltre 700.000 euro all'ospedale San Bortolo. E poi anche la scomparsa di Luigi Morato, il re del colosso del pane. Operazione Quartieri Sicuri a Bassano del Grappa, sentiamo di cosa si tratta con Vanessa Bazzato. Parte a Bassano un servizio itinerante, un ambulatorio gestito da Croce Rossa che andrà a servire 19 quartieri della città, con me il sindaco di Bassano Nicola Finco e il presidente di Croce Rossa a Bassano Francesco Zeni. Io parto subito dal sindaco perché sindaco, 19 quartieri in città che hanno aderito a questa iniziativa è un numero importante ed è segno che questa iniziativa sta piacendo. Sì, è un'ottima iniziativa, di questo ringrazio Croce Rossa di Bassano del Grappa, perché vogliamo portare i servizi nei quartieri e nei territori, soprattutto per dare una risposta importante alle fasce deboli, agli anziani, attraverso un servizio di prossimità. Noi puntiamo molto sulla prevenzione, sulla cura dei nostri residenti, quindi penso che questo sarà un servizio molto apprezzato e se funzionerà bene ovviamente l'idea è di riproporlo anche nei prossimi anni. Quindi il calendario è un calendario ricco, si parte già da lunedì in quartiere Firenze e poi fino a fine anno insomma ci sarà una serie di appuntamenti fissi per ogni quartiere, quindi risposta positiva sia da parte dei quartieri che ovviamente anche da Croce Rossa, che ha accettato il nostro invito, e quindi speriamo che adesso i cittadini usufruiscano di questo servizio. Ecco, il tutto è nato a seguito di un dialogo che lei ha avuto col presidente Croce Rossa Bassano e soprattutto anche sulla necessità, sulla richiesta che arrivava dalle persone che abitano nelle zone più periferiche della città. A me viene in mente Varrovina, mi viene in mente Campese, San Michele. Sì, Bassano ha diverse frazioni, ha soprattutto una popolazione che sta invecchiando sempre più e quindi, vista la disponibilità data da Croce Rossa, abbiamo deciso di avviare questo progetto, un progetto interessante, fornito gratuitamente grazie ai tanti volontari della Croce Rossa che ringrazio, che sicuramente insomma serve alla prevenzione ma soprattutto alla cura delle fasce più deboli e bisognose. Presidente, come funzionerà? Allora, abbiamo steso, grazie ai presidenti di quartiere dei quartieri aderenti, un calendario. Gireremo 2 volte l'anno tutti i 19 quartieri aderenti, appunto, e abbiamo unito, per appunto essere più presenti durante l'anno, i 2 quartieri limitrofi, e tramite un calendario che sarà diffuso proprio dai presidenti quartieri ai propri residenti riusciremo appunto a raggiungere nelle sedi di quartiere anche più periferiche, penso anche Rubbio, tramite il nostro personale sanitario, insomma, a garantire un accesso diretto, libero a tutti, chi vuole, e a garantire una misurazione di parametri vitali, insomma delle prestazioni base che possono ovviamente essere erogate in una sede esterna all'ambulatorio nostro, che saranno anche un punto di primo accesso ai servizi sanitari, quindi la persona potrà portare i propri problemi e ne discuterà col sanitario presente. Ricordando che attivo resta il punto centrale di Bassano in piazza Terraglio della Croce Rossa, che è attivo tutti i giorni praticamente e che vede ruotare al suo interno 30 medici. Sì, noi abbiamo una trentina di medici e
poco più di una decina di infermieri che sono tutti volontari, ci tengo a precisare, e si sono resi disponibili insomma per garantire il funzionamento dell'ambulatorio di prossimità, che è un ambulatorio ceduto in comodato d'uso gratuito dal Comune ormai da 41 anni, quindi è una realtà ben consolidata, e tutti i giorni da lunedì a venerdì eroga prestazioni dalle più semplici anche insomma un po' più complesse, ed è un vero e proprio punto di accesso all'utente che sia residente nel comune, fuori comune, ma anche che sia eventualmente in difficoltà socio-economiche, insomma che sia una persona vulnerabile che ha bisogno di un accesso sanitario. Ricordando che sia l'ambulatorio di Piazza Terraglio che tutti i vari laboratori che verranno dislocati da qui a fine anno nei quartieri saranno gratuiti, vogliamo precisarlo? Sì. Accesso gratuito? Tutte le persone che che vorranno accedere, non chiederemo a queste persone un documento di riconoscimento né un pagamento di una prestazione. Per chi vorrà eventualmente ci sarà la possibilità di lasciare un'offerta libera che aiuterà il comitato alla copertura delle spese, però appunto è libera e gratuita insomma l'attività. Ecco Sindaco, anche questo è un modo per fare davvero comunità. Sì, Bassano lo dimostra con le tante realtà presenti, Croce Rossa è una testimonianza, insomma, quindi la vicinanza sia nei confronti delle figure fragili, bisognose della città, ma ricordiamo comunque è un servizio aperto a tutti, quindi chiunque ne ha necessità, da un turista piuttosto che un cittadino che ha la necessità di rivolgersi all'ambulatorio, potrà accedervi tranquillamente. Quindi l'invito che faccio ai residenti è di sfruttare questa occasione, perché insomma non è da tutti avere delle realtà così radicate sul territorio che pensano al bene comune. Grazie a Vanessa Banzato da Bassano del Grappa, sindaco Nicola Finco. Adesso andiamo in pubblicità un paio di minuti con i nostri registi Italo Morao e Edoardo Paris. A tra poco, state con noi. Notizia bomba pubblicata questa mattina dalla Tribuna di Treviso, dal Mattino di Padova, dalla Nuova Venezia. Elezioni regionali, Fratelli d'Italia dà l'ok ad Alberto Stefani della Lega, ma in cambio chiede i sindaci di Padova, Venezia e Verona. In retroscena delle trattative in corso del centrodestra, in vista del voto, il partito della Premier rinuncerà al Veneto ma vorrà assessorati pesanti. Per Zaia l'ipotesi di fare il capolista in tutte le province, restando consigliere regionale in attesa di un ministero. E vediamo una foto molto curiosa dell'ultimo congresso, al congresso della Lega a Firenze, Alberto Stefani tra Luca Zaia e Matteo Salvini. Allora vediamo su questa notizia bomba, siamo andati a sentire il parere di Roberto Marcato. Sentiamo. Dopo lo stop della consulta al terzo mandato per il governatore Zaia, ormai, anche se il condizionale è ancora d'obbligo, nei palazzi romani il nome del segretario regionale Alberto Stefani sembra quello più papabile per sostituire Luca Zaia alla guida della Regione Veneto e quindi il candidato del centrodestra. Anche Fratelli d'Italia si è convinto. Sì, sono rumors e vedremo. Quello che a me spaventa è l'ipotesi che leggiamo oggi sui giornali e che ci sarebbe in cambio della candidatura di Alberto Stefani le candidature dei comuni capoluogo di Venezia, Padova e Verona. Se questo fosse vero sarebbe demenziale, cioè, lo dico in maniera chiara e netta, e sarebbe demenziale perché rinunciare a priori a territori così importanti e anche storicamente per la Lega così importanti, tra l'altro rinunciando senza coinvolgere il territorio. Insomma, io vorrei sperare che un briciolo di leghismo ci sia ancora nella Lega e quindi che immagino che a decidere le candidature di Padova, di Verona, di Vicenza, di qualsiasi altro comune siano i territori, non sia sicuramente una regia romana, perché sarebbe davvero inaccettabile. Dopodiché noi non dobbiamo preoccuparci di garantire
garantire un nome, noi dobbiamo preoccuparci di garantire un futuro al Veneto e ai veneti. Arriviamo da un'esperienza di Luca Zaia e dei suoi collaboratori, perché non è stato Luca Zaia, appunto. Luca Zaia ha avuto una squadra importante che abbiamo gestito il Veneto con grande passione e con grande competenza. Ecco, bisogna garantire questo. Lo farà Alberto Stefani, lo farà un altro, lo farà un'altra, lo vedremo. L'importante è garantire questo, e per quanto mi riguarda l'importante è che il candidato o la candidata siano della Lega, punto, senza condizioni territoriali. Deve essere quindi una figura che all'interno della Lega abbia uno spessore, un'importanza, quella insomma da destinare a candidato della Regione Veneto. Viviamo in un momento storico complicato, molto complicato. Ci sono tensioni internazionali che riverberano, ahimè, anche nei nostri territori negativamente. L'economia è asfittica. Festeggiamo perché siamo al più 0,6% come paese di crescita del PIL, che praticamente è zero. Quindi insomma è molto complicato, servono candidature autorevoli sia del Presidente che dei consiglieri, candidature autorevoli, in grado di essere un valore aggiunto rispetto al valore del partito in quanto tale. Per cui insomma io voglio sperare che la candidatura che arriverà in Veneto sia la migliore per i veneti, non per le nomenclature romane, di cui non mi interessa assolutamente nulla. Ci sono però, diciamo, come in una bilancia ideale, ci sono dei pesi da spostare per garantire l'equilibrio nei rapporti di maggioranza tra Lega e Fratelli d'Italia. Quindi insomma delle considerazioni vanno fatte. Se il nome del candidato governatore è leghista, ci saranno ovviamente anche dei nomi di Fratelli d'Italia importanti nella squadra di governo, ma anche insomma guardando anche fuori regione ci sono degli equilibri da mantenere in questa bilancia della maggioranza. Sì, io so che esistono queste liturgie e ci mancherebbe, faccio politica da qualche giorno, insomma, quindi le conosco. Però oggi stiamo vivendo in un momento storico davvero particolare, dove che io credo che anche queste dinamiche che appartengono al passato, al secolo scorso, e che avevano un grande valore negli anni scorsi, oggi siano venute meno. Cioè non è che tu devi decidere chi governerà il Veneto in base a un rapporto alchemico fra le forze che compongono, no, tu devi scegliere la persona migliore. Cioè il candidato del Veneto deve essere la persona migliore, il candidato per il comune di Padova deve essere il candidato migliore per i padovani, così per Vicenza, così per qualsiasi altro territorio. Immaginare che ci sia una sorta di cupola romana, no? Fatta di parrucconi, che si mette là e prescindendo dai territori, in base al manuale Cencelli, decide chi fa cosa, non è più tempo. Va a votare il 40% degli aventi diritto. La politica non interessa più a nessuno, c'è disaffezione, mancano leadership vere, manca la passione, manca la trasmissione di coraggio, di visione del mondo. Di questo abbiamo bisogno. Se continuiamo a parlare e a dire che bisogna mettere questo perché questo è più vicino a quest'altro, no, non ne usciamo vivi. Cioè, la gente ce lo sta dicendo, noi non vogliamo più saperne queste cose qua, noi vogliamo che siano fatte scelte che interessano a me, al mio futuro, al futuro dell'anziano che avrà bisogno di aiuto, ai giovani che vanno a lavorare all'estero, che dobbiamo invece dare un futuro qua, a un sistema sociosanitario che sia universale, a un'economia che corrisponda alle aspettative dei cittadini. Di questo dobbiamo parlare. Se continuiamo a fare queste robette qua da medioevo della politica, allora qualcuno se ne assumerà la responsabilità. Intervista esclusiva di Valentina Visentin a Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto, ed è polemica per il 25 aprile che cade venerdì e proprio il giorno prima dei funerali del Papa. Polemiche perché il ministro Musumeci ha detto che bisogna che le manifestazioni del 25 aprile siano improntate alla sobrietà che questo momento impone. Durissime le reazioni di buona parte dell'opposizione. Ma vediamo il caso di Conco, dove
per la prima volta in 80 anni la cerimonia non si terrà e molti sono dispiaciuti per la scelta del comune. Sentiamo Mirko Cavallin. Lusiana e Conco sono un unico comune dal 2019, ma quest'anno, 80° della liberazione e della fine della Seconda Guerra Mondiale, celebreranno il 25 aprile in modo diverso da come è avvenuto fin dal 1946. Abbiamo saputo che le celebrazioni del 25 aprile e sembra anche quelle del 4 novembre verranno effettuate ad anni alterni nelle due varie località, quella di Conco e quella di Lusiana. Quest'anno verranno effettuate a Lusiana e sembra forse l'anno prossimo a Conco. I due conflitti mondiali hanno lasciato vittime e segni profondi ancora vivi a Conco, che è stata insignita della Croce al valor militare. Il nostro territorio ha conosciuto molte tragedie ed è un passato storico che è ancora vivo nella popolazione. La medaglia al valore appunto è per la zona di Conco e invece non per la zona di Lusiana, appunto per questi trascorsi di resistenza, chiamiamola pure così. Venerdì la cerimonia a Lusiana partirà alle 9:45 da Corso Roma e culminerà in piazza 4 novembre. A Conco però la delusione è tanta. Il sindaco è di Lusiana ma il vice sindaco è di Conco. In teoria si possono ottenere anche contemporaneamente le due celebrazioni se uno proprio volesse essere ligio agli orari, alle messe eccetera. Come mai è stata cambiata questa decisione senza peraltro dare nessuna comunicazione alla popolazione? Proprio ad 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo si rischia di generare una spaccatura. Tutte le persone che sono morte perché potessimo avere questi diritti e potessimo godere di questa libertà, ecco, non sono morte ad anni alterni. Allora, ieri sera abbiamo parlato a Focus del 25 aprile, le polemiche sull'invito alla sobrietà da parte di Musumeci. Sentiamo una parte del dibattito con Giuseppe Paolin della Lega, poi c'erano tra gli altri anche Gabriele Zanella, segretario di Rifondazione Comunista in Veneto. Sotto questo punto di vista c'è da apprezzare la sincerità e il coso. Dopo, dal punto di vista politico, come diceva Formaggio, si può essere anche non essere d'accordo, perché chi diceva non possiamo ospitare tutta l'Africa, credo non ci sia nulla di male, anche perché, ricordiamolo, tutti quei clandestini che abbiamo tirato dentro pesano sulla povera gente, non pesano sulla fascia più alta della nostra società. Quindi da un lato è facile dire accogliamo tutti, da un altro chi non ha la responsabilità di accogliere quei tutti è facile che lo dica. Anche il valorizzare l'elemento figlio di questa liberazione e della democrazia nel Paese, che è la Costituzione. Insomma, io credo che questo sia il messaggio del 25 aprile ed è un messaggio assolutamente sobrio, io credo, e che è sempre stato portato avanti in questo modo, anche quando molto spesso nell'azione politica concreta chi ci governa e anche molto spesso chi ci ha governato in passato si dimentica di quelli che sono gli elementi fondamentali della Costituzione. Quindi io non credo assolutamente ci sia nulla di poco sobrio nel festeggiare l'Italia libera e democratica grazie alla resistenza e grazie all'intervento degli alleati. Sobrietà, Formaggio, sobrietà, scusa, sarà per te, direttore, sobrietà, a Schio, nella mia Schio vicentina, un comunista come lui, bravo, storico, chiamato a patrocinare, una roba patrocinata. Direttore, quando lei ripristina la sobrietà, io se posso continuare, quando lei, direttore, ripristina la sobrietà, io non sono mai stato sobrio, allora che parlate di tanta libertà. Allora, quando direttore, mi scusi, quando di ammazzati siete e rimanete comunisti. Basta. Allora, vabbè, questi sono volati gli stracci anche ieri sera a Focus, in questo caso tra Gio Formaggio e Gabriele Zanella, e ancora sulla resistenza. Vediamo una passeggiata nel centro storico di Treviso,
dove si è andati a cercare i luoghi legati alla liberazione, all'antifascismo, alla Seconda Guerra Mondiale. Ad organizzarla, questa passeggiata, è stata l'ANPI e con Legambiente Treviso nell'ambito del Festival della Libertà Ritrovata. Tra le tante comitive che in questi giorni affollano la città di Treviso, ne abbiamo intercettata una impegnata in un tour attraverso i luoghi della memoria della città, in particolare quelli legati alla resistenza, all'antifascismo e alla Seconda Guerra Mondiale. Una passeggiata che si inserisce nel Festival della Libertà Ritrovata in occasione degli 80 anni della liberazione dal nazifascismo, che a Treviso avvenne non il 25 aprile, ma qualche giorno dopo, il 29 aprile del 1945. Luoghi della memoria spesso sconosciuti ai più, legati a quei giorni. Per esempio le sedi della 20ª Brigata Nera, le sedi dei fascisti e dei tedeschi in Treviso, e anche invece le sedi del Comitato di Liberazione Nazionale, i monumenti, le lapidi a caduti o altro della guerra di liberazione. Siamo partiti dalla piazza dell'Università, dove c'è una lapide che ricorda 3 partigiani uccisi a pochi giorni dalla liberazione, gettati nel Sile, e la lapide dice che l'acqua del Sile, come lacrime, li restituì alla nostra città. Un percorso della memoria che tornerà sotto forma di biciclettata sui luoghi della Resistenza fuori le mura della città, sabato 26, partendo da Monigo. È un percorso di una 15ina di chilometri che tocca punti sconosciuti ai più. Per esempio la casa dove si riuniva il Comitato di Liberazione di Treviso e dove la sera del 28 partì il Comitato di Liberazione per arrivare alla presa della città del 29, e ci era piaciuto molto perché partì in bicicletta il Comitato di Liberazione Nazionale, come allora si faceva, e noi lo ricorderemo con questo giro in bicicletta. Ancora un breve stacco pubblicitario e poi riprenderemo con la notizia del licenziamento della sexy maestra Elena Maraga per la sua partecipazione a OnlyFans. A tra poco, state con noi. Dopo settimane di silenzio, Elena Maraga è tornata alla ribalta. Proprio ieri sera, partecipando alla trasmissione a Radio 24 della Zanzara, ha annunciato quanto ormai da tempo era nell'aria. L'asilo parrocchiale in cui lavorava fino a qualche mese fa, prima che esplodesse lo scandalo che l'ha travolta, le ha comunicato formalmente il licenziamento. Come ricorderete, era finita nell'occhio del ciclone per la sua attività su questa piattaforma in cui molte persone espongono loro foto eloquenti e video pruriginosi, chiamiamoli così. La notizia le è arrivata attraverso una raccomandata. Ha raccontato Elena Maraga che c'era scritto licenziamento per giusta causa perché si è incrinato il rapporto di fiducia tra la scuola e la dipendente. Maraga è tornata a questo punto a difendere con forza la decisione di proseguire con la vendita di foto e video hot con cui guadagna per sua stessa missione e, come ha ribadito ieri sera, più denaro in un giorno di quanto guadagnerebbe in un mese di lavoro come educatrice dei bambini dell'asilo. La 29enne di Varago, di Maserata, ha annunciato che ricorrerà attraverso i suoi legali contro la direzione dell'asilo parrocchiale. Tra l'altro era stata ospite ad Antenna 3 a Ring recentemente. Ancora cronaca, un mese fa l'assalto alle poste di Onigo con il bancomat fatto saltare in aria come parte degli uffici. I lavori sono fermi, dice il sindaco, che rivolge un appello alle poste perché si proceda con i lavori.
Purtroppo è ancora chiuso, ma quello che mi rammarica è che dal giorno della rapina nessun lavoro è stato fatto. Noi abbiamo sentito posti italiani i quali mi hanno detto che approfittano della situazione per rivedere tutta la struttura delle poste qui a Unigo, però purtroppo non ho visto operai, non ho visto nessuno ancora dal giorno della rapina. L'assalto nella notte tra il 21 e il 22 marzo aveva tirato giù dal letto mezza via qui a Unigo di Pederobba, dove dopo l'esplosione era stata fatta evacuare anche un'anziana residente nell'appartamento sopra l'ufficio, una deflagrazione violentissima che non aveva coinvolto solo il postamat ma anche la struttura, ladri incappucciati che erano scappati a mani vuote e che nella stessa notte avevano colpito anche a Mogliano e Noale. Un mese dopo la ferita per la comunità di Unigo è ancora aperta e visibile, questa è la situazione documentata dalle nostre telecamere, dietro le vetrate il tempo sembra quasi essersi fermato a quella notte. I tempi diventano biblici, il problema delle poste al giorno d'oggi sappiamo sono le pensioni soprattutto e gli anziani che devono ritirarle, e non è di poco conto il fatto di poter gestire queste persone deboli che devono recarsi in altri uffici per ritirare la loro pensione. Le alternative per gli utenti sono a qualche chilometro di distanza a Pederobba e Cornuda. Turato chiede a Poste Italiane di accelerare, a mancare ora è un presidio fondamentale. Sì, perché poi la comunità chi si rivolge? Si rivolge all'amministrazione comunale e al sindaco chiedendo spiegazioni. Non è colpa nostra, ma soprattutto deve essere volontà di Poste Italiane di risolvere la questione. La mamma di Martino Gennaro, che è morto in carcere, pare per un infarto, non si rassegna, vuole sapere la verità sulla morte del figlio. Secondo la Procura di Treviso, invece, la morte è stata una morte naturale. Parla del figlio Martino Gennaro, 46 anni, racconta fra le lacrime della vita difficile, degli sbagli commessi, ma anche del dolore quando ha saputo della sua morte in carcere, trovato senza vita in cella. La procura ha archiviato il caso come morte naturale, a stabilirlo anche il medico legale dopo gli accertamenti. Per questo non è stata disposta l'autopsia, ma la mamma non ci sta e vuole sapere la verità. Certo, solo la verità, esclusivamente la verità, perché non mi torna normale quello che è successo, perché io ho visto segni sul viso di mio figlio che non tornano e voglio giustizia. Può essere morto anche per un'emorragia interna che dalla visura visuale non si vede. Io voglio solo giustizia, non chiedo altro. La donna ha presentato una denuncia in questura contro ignoti, si è affidata all'avvocato trevigiano Ilaria Pempinella. Non voglio accusare nessuno, voglio la giustizia, se c'è qualcuno che ha sbagliato voglio che paghi. Che cosa chiede lei? Io chiedo giustizia, voglio che venga fatta l'autopsia a mio figlio per vedere se è morto per un'emorragia interna essendo stato picchiato. Il 46enne qualche giorno prima avrebbe avuto un litigio violento con altri detenuti e poco prima della morte avrebbe contattato il suo legale a parlarci la figlia di Martino Gennaro. Sì, aveva chiamato l'avvocato per chiedere se poteva vederla perché c'erano delle cose che in carcere non andavano bene. E purtroppo poi lui è morto prima. Sì, è morto prima. La famiglia chiede l'autopsia, per questo non è ancora stato celebrato il funerale, una possibilità che la magistratura sembra però aver scartato. Intanto è stata presentata un'interrogazione parlamentare urgente al Ministro della Giustizia da parte della deputata trevigiana Rachele Scarpa del Partito Democratico con la richiesta di fare chiarezza sul caso. Dal Ministro Nordio voglio sapere se intenda promuovere accertamenti più approfonditi e se ritenga opportuno rafforzare i protocolli di tutela dei detenuti, soprattutto nei casi in cui vi siano precedenti legati all'uso di sostanze o episodi di violenza, scrive Rachele Scarpa in una nota ufficiale. Il servizio di Daniela Sizia. Adesso lo sport, una grande festa al Palaverde dove le Pantere dell'Imoco di Conegliano hanno battuto Milano anche in gara 3 delle finali scudetto, conquistando l'8° tricolore della loro storia, il 7° consecutivo. 3-0 il risultato finale della partita, un dominio che le ragazze di coach Santarelli hanno mantenuto per tutta la serie, dimostrando ancora una volta di non avere rivali. Il Venezia ha ritirato la maglia numero 13 dell'ex capitano arancio-nero-verde Marco Modolo, un onore che il club non aveva mai tributato a nessun altro giocatore. 273 presenze, 27 gol e 3 promozioni con la maglia del Venezia, dalla Serie D per 2 volte fino alla Serie A,
una leggenda arancione-verde per sempre. Per questo il club del presidente Duncan Niederauer, prima della partita contro il Monza, ha deciso di ritirare la maglia numero 13 dell'ex capitano Marco Modolo, oggi componente dello staff tecnico della società in Serie A. Un onore fino ad ora mai capitato a nessun altro giocatore nella storia ultracentenaria del Venezia Calcio. La società lo ha annunciato in un video emozionale con tante testimonianze e ricordi. Sei stato un capitano fantastico, un leader, una persona che mi ha aiutato tantissimo nei miei 2 anni a Venezia e sono contento con te di essermi tolto delle grandissime soddisfazioni. Abbiamo condiviso un periodo secondo me oltre che molto bello, molto importante per il Venezia, perché riuscire al primo colpo a togliersi immediatamente dalle paludi della Serie C è stato qualcosa di importantissimo. Sei una grandissima persona e penso che questa giornata sia il giusto premio per tutti i traguardi che hai raggiunto. Non è una cosa di tanti, però te la meriti, abbiamo condiviso una stagione, però è stata una stagione lunga. Ho potuto conoscere Marco Modolo come uomo, una grandissima persona, una grandissima collaborazione da tutti i punti di vista e sono felicissimo che sia ancora in questa famiglia. Poi la parola al capitano, per sempre leggenda. Penso il riconoscimento più grande per la carriera di un calciatore, che è un percorso, quello che ho fatto io, che auguro veramente ad ogni ragazzo, perché poi quello che rimane sono le emozioni. Abbiamo vinto molti campionati insieme, abbiamo vinto la Coppa Italia di Lega Pro, 2 promozioni in Serie A, c'è stato un percorso veramente fantastico. Il servizio di Lorenzo Maier è tutto per oggi, grazie a Italo Moravo e Edoardo Paris in regia. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Una felice giornata, arrivederci.